Viveracqua è un bel progetto tra i gestori del Veneto, progetto nel senso una casa comune in cui 12 gestori pubblici del Veneto, del servizio idrico integrato, lavorano assieme per fare cose assieme nell'interesse loro, come per il miglioramento della loro capacità d'azione e anche nell'interesse dei cittadini, che sono quelli che usufruiscono del servizio. In Viveracqua facciamo attività come progettualità comuni sulle centrali di committenza, sulla rete dei laboratori, sulla telelettura dei contatori, sui fanghi, e abbiamo fatto anche un grosso progetto, una grossa realizzazione da un punto di vista della bancabilità degli investimenti, con un'operazione finanziaria che ha fatto sì che abbiamo realizzato negli ultimi 4 anni quasi 500 milioni di euro di investimenti. In che cosa si sono concretizzati questi investimenti negli ultimi 4 anni? Il nostro campo d'azione è quello degli acquedotti, delle fognature, della depurazione. In particolare abbiamo fatto un grosso investimento, un grosso passo in avanti anche sulla capacità depurativa. Mi pare di ricordare che abbiamo aumentato di circa 180.000 abitanti equivalenti la nostra capacità depurativa sul territorio. Stiamo intervenendo sulle tubazioni e anche sull'estensione dei sistemi. Abbiamo circa esteso per 800 km le condotte di acquedotto, per 600 km le condotte di fognatura. Insomma, stiamo realizzando un patrimonio pubblico, un patrimonio comune, che è quello che garantisce il benessere ambientale, il benessere della società civile nei propri territori.